Anche quest'anno sarà una Befana all'insegna del rispetto per l'ambiente, a zero emissioni, nessun falò in Prato della Valle, ma torna la grande marionetta alta 7 metri e fatta con materiali di riciclo come carta, stoffa e legno. Le cose vecchie che lasciamo indietro con l'anno vecchio e che rinnoviamo, in qualche modo sono diventate invece una Befanona di 6 metri, creata dal marionettista mantovano Giorgio Gabrielli, insieme a un team di collaboratori molto vario, e che è diventata ormai la nostra Befana, quindi un simbolo green di entusiasmo, colore, creatività, per rilanciare una nuova tradizione, quella di stare insieme con piacere e con rispetto dell'ambiente. Per quest'ultimo evento della festività natalizia saranno impiegati come sempre i vigili del fuoco, anche se non dovranno spegnere la pira. Siamo una piccola parte della grande festa e ci vede coinvolti anche nella piccola nostra dimostrazione di una Befana che scende dal cielo e nella distribuzione delle calze ai bambini, con la partecipazione anche dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Congedo. Oltre 3.600 le calzette che verranno distribuite in 3 punti diversi dell'isola Memmia dall'associazione Dr. Clown, che di solito è impegnata a portare un sorriso ai bambini della pediatria. Verranno consegnate le calze a tutti i bambini, grandi, piccoli, che saranno lì nella giornata. Tanti spettacoli con un concerto dedicato anche alle musiche Disney in Prato della Valle, con Befane, in bicicletta, sui trampoli, sui pattini e in giro per la città, per rallegrare quest'ultima giornata all'insegna anche della sicurezza, con Prato della Valle che sarà chiuso negli accessi per impedire l'entrata di mezzi nell'area dell'evento. Noi vogliamo che le persone, i genitori dei bambini e delle bambine che vengono in Prato siano assolutamente tranquilli, che sappiano che c'è tutta l'attenzione e quindi abbiamo previsto blocchi per evitare che qualsiasi mezzo non autorizzato possa entrare nell'area dell'evento, così come controlli e collaborazione con le forze dell'ordine perché tutto si svolga in piena serenità. Ecco, questo è il messaggio forte che dobbiamo dare a tutti.